Guardate quanto sono pieni. Questa è la nostra versione dei casoncelli bergamaschi. Vi lasciamo la ricetta sotto. Iniziamo andando a mettere nel tritacarne il salame, la mortadella e la coppa di maiale, oppure potete utilizzare il manzo. Se non avete un tritacarne potete usare tranquillamente un robot da cucina. Aggiungiamo il pane ammollato, grana, amaretti frullati e sale. E ora andiamo a mischiare. Andiamo a stendere l'impasto che abbiamo preparato in precedenza. Se volete vedere la ricetta scorrete il nostro feed. Siamo arrivati alla stesura desiderata. Adesso andiamo a ricavare dei quadrati perché i casoncelli bergamaschi sono più grossi. Belli pieni, raga. Qua, bel triangolo, poggiamo sul tavolo. Voilà. E se la carne non si cuoce, non fa in tempo a cuocere, carne di maiale, si cuoce, raga. 4 minuti di cottura si cuoce, state calmi. Caliamo i casoncelli in acqua bollente salata 3-4 minuti. Allora, in una pentolina a parte ci prepariamo il condimento classico burro e sabbia, la spezzettiamo. Per i nostri ravioli utilizziamo il burro Debic, un burro olandese. I burri prodotti in paesi come la Francia, per esempio, l'Olanda, sono più buoni perché, a differenza del burro italiano, non è un sottoprodotto ma è un prodotto primario. Burro fuso, leggermente nocciola, aggiungiamo i casoncelli e lasciamo così fondere. Andiamo a impiattare. Così è come si presentano. Ora andiamo ad aprirne uno. Guardate quanto sono pieni. Cioè, dove lo trovate un raviolo così in commercio? Quelli rossi che vedete sono i pezzettini di salame, non è crudo. Ok, questo è troppo buono.